combattere quei io no, non bagno in agire. Non ne mo bagno. Siamo tutte sopra la mia faccia. Non mai Dio. Mi serve a me. Succi scoppioni, seppe. Tu sei una VIP ormai, vero Maria? Se, come si chiama il male tutto video che c'ha la cosa camoda? Commissaria Foreana, come si Drago chiama? barbuto. Madre mia. Il che è vittima a casa di... come si chiama? Come si chiama? Frate, sai, manco lo so come si chiama. Perciò Maria, ascoltami un secondo. È da tanto tempo che voglio farti una domanda. Fa. Però tu mi devi rispondere in maniera sincera. No, io sincera sogno. Tu sai come sono io. Quindi mi devi rispondere in maniera sincera. Se mi sincera stato io. Perciò Maria, ma tu nella vita pensi di aver avuto fortuna? Ti senti fortunata? Io sì. Fortunata sogno. Perché? Quindi pensi che nella vita sei stata fortunata, hai avuto una vita fortunata, giusto? Sì, cuttia sì. Appunto, ti volevo chiedere questo. Secondo te qual è la fortuna che tu hai avuto nella tua vita? La mia vita che c'è a fortuna, la mia vita. Ma ora io mi sento, mi trovo a posto, mi trovo bene, perché tu mi dai un consiglio, le cose giuste, mi sento bella, mi sento ora, faccio tutte queste serate, mi sento meglio, mi diverto, mi piace, tutto, sta la vita e questo lavoro. La fortuna che hai avuto tu, qual è? Qual è la fortuna tua? La tua fortuna, qual è? La fortuna mia, Sì. qual è? Fortuna mia. Ho avuto la fortuna, però io mi sento tutto il cervello, tutto il mio corpo va a destra, tutto il corpo mi sento va tranquilla. Mi sento. E perché ti senti tranquillo? Perché Rosa amici tante cose, perché quando si ingazza è tutta si arrabbia, però le cose giuste, perché me la consigli, tu? ma non mi porta mai lasciata. Nella tua vita, da quanto tempo è che ti ritieni fortunata? La mia fortunata Di quando avevi che sei fortunata? Quanto tempo avevi? dall'inizio, Cioè? Da quando sei nata? quando nasceva, Tu ti senti fortunata o sai cosa significa fortunata, giusto? sì. Una che nella vita ha cioè Ah, la vita facile, tutto quello che vuole ottiene. Ti senti fortunata da quando? dall'inizio di ora fortunata. Da quando sei nata? Tu ti hai ritenuto sempre che sei fortunata? Non ti fai sta domanda, ma io sono veramente fortunata? Oppure magari alle volte dici, ma io veramente sfortuna, che gran famiglia che mi è capitato, che magari che mi è capitato. Ah, sì, però ma figlia, la madre non mi toppava niente, va. Allora non sei fortunata allora, Io giusto? ti parlo la madre che ho io, però la madre mi ha toppato perché ne ha passato cose brutte. E allora tu ti senti fortunata o ti senti sfortunata nella vita? Io mi sento fortunata. E perché? Perché quando stavo dall'inizio non era la fortunata, perché mi fecero passare tante cose, tinti, ogni giorno c'era sempre sciarra, ogni giorno, mamma e figlio. E quando è che cominciaste a essere fortunata? Fortunata di ora o dall'inizio? Di ora? Ora mi sento fortunata. E perché ti senti fortunata ora? Perché mi sento un'altra. Perché mi sento a posto, poi faccio tutte le serate, mi sento tanti paesi, vedo una cosa tutta diversa, perché prima stava sempre dentro casa, chiesa, perché la madre mi toppava manco frate, perché ne ha passato, vai, esatto. cose brutte. E allora tutta questa fortuna che tu c'hai adesso, a cui che ringraziare? A Rosabba e a te.
E chi so devo leggere il rosario? Ah, perché sono passati un gatto con stava da. Quindi tu prima eri sfortunata. Sì, no, non aveva fortuna da madre, di frate, manco che mi correggono, a dire me sono ricca, manco mi imparano a leggere e scrivere, ci c'è me sorelle, ci c'è me frate. Di mia, se fu che io sapevo i valori, pure che tipo Ma stime. secondo te, quando... La madre non mi corregge, io ci c'è sempre, ma tu, io quando ero amica, io quando ero piccola, tu mi avevi insegnato a mia di piccolina per imparare a parlare italiano, leggere e scrivere. I soldi io li conosco, attenzione, i soldi ricatti e spicci, perché ho gusto laio. Però il fatto di leggere e scrivere ha avuto sempre lignate, capite? Perciò, Maria, Tirate, secondo te una è più... uno cozzo. Maria, secondo te una è più fortunata quando sta vicino a gente cattiva o quando sta vicino alla gente buona? I gente buoni che siete viaggi, tutte e due. Vedi siete troppo buone. I gente cattive, niente. Perché ce ne assai, gente cattiva assai. Quindi è gente cattiva, secondo te non ne può portare fortuna? Non può essere che c'è qualcuno cattiva che invece porta fortuna? Io così la penso, ce ne assai. Gente cattiva ce ne assai. Ma la gente cattiva non è possibile che porta pure fortuna? Tu ci sei stata mai vicino alle persone cattive? Io mai, perché io mi innatugno, perché poi i cristiani si fanno belle lavanderie mia. Fanno caccio facci, sanno come, poi picchiano mi spallano, mettono un cuscino, perché io antisala è buona, perché ho un sogno su, perché antisala è buona, perché io sono troppo buoni, ma gente cattiva ce n'è assai, perché ho fiducia di l'altro un naio, perché gente sono facciole e fui bene. Viari siete bravi, io mi comporto bene. E siete fortunati, viari sì, siete bravi, sono bravi. Ma nella tua famiglia pensi che ci sia cattiveria o bontà? No, assai ce ne cattiveria. Sì, no, hanno carattere troppo tinte. No, io era buono. Lascia stare il carattere tinto. Sì. È normale che ognuno abbiamo il nostro carattere, giusto? Sì, ma io buono li conosco. E io ti dico, nella tua famiglia pensi che c'era più bontà o cattiveria? Si faceva del bene o si faceva del male nella tua Del famiglia? male, sì, c'era del male. Sì, ogni giorno. E tante cose mi dicevano ogni giorno, no, ogni giorno. Non ti dico le cose che ti dicono a te, in generale. Sì, capivi? Ti dico in generale, pensi che nella tua famiglia c'è bene o c'è il male? No, non quello è bene, male. Ma inutile, perché quando venivi tu, ma due volte giusto buttavi cose, regalo, trucco, e facciava Bastiano, poi facciava io, e da madre diceva, senza farle venire a Rosabba. Tu capisci? Vabbè, forse perché ci sembrava che io ero cattiva, magari. Invece nella tua famiglia erano tutti buoni. No, Ida riesce a zarrare bottone. Manco me che affacciava e manco Bastiano. Perché tu c'è una via bene in casa mia. Ma magari tutto perché figlio. voleva proteggerti, No, perché non sono persone, perché ormai le conoscono tutte, perché sono lingute e troppo vastasa maggiore figlio, perché vicinanza le conoscono, e a parte mio padre pure. Perché la lingua l'hanno lunga maggiore figlio. Io tutto bene ci finisce, che nappe, perché mi ammazzava a casa pure. E cucinare, e ci cacci spaggiaito, mettici a chiamare spagge. Vabbè, ma tua madre pure ti ha fatto del bene, ti ha fatto crescere. No, sì, bene, sì, che si mi Ti ha fece dato a mangiare. che sì, però... Ti lava per robe. Sì, e poi che le stenne a Maria, tutte cose che io facevo, hai dato Beh, dopo che eri grande, ma quando eri piccola? Sì, che mi imparavo. Mi rovinavo. Non pare che mi imparavo niente. Ma ascolta, perciò io facciavo con me all'ascio. devi parlare in maniera sincera. Io facciavo all'ascio. Allora Maria, e mi ascolta. un bottone. Ma secondo te? Succe, ti muzzo Allora, con me ora noi ci conosciamo già da un anno, quindi Sì. io ti conosco bene come tu conosci a me, giusto? Le cose giuste. Secondo te